Ok. Io amo profondamente Anche io. Arturo Minervini come scrive e mi fa impazzire la sua rubrica da 0 a 10. Ok, naturalmente non vi leggo tutti i punti da 0 a 10, questo mi sembra scegliamo uno naturalmente solo. logico. Ne ho scelto uno per voi, per parlarne insieme, anche perché per rispetto dello stesso Minervini, No, che sono cose che scrive lui, ciao, che Arturo. cazzo, cioè nel senso, non è che mi metto a rubare il suo lavoro, No. però mi faceva piacere leggervelo perché ho scelto il numero 10, non perché sia la valutazione più alta, perché questa rubrica non è da 0 a 10 come valutazione, ma è per lui, la usa per raccontarvi quello che succede. E lui scrive 10 al se vogliamo, possiamo, tornando alla dichiarazione naturalmente di Conte. È un manifesto culturale affisso sulle pareti della città, dietro ai vicoli, lungo la strada di un cammino tutto da compiere. Il generalissimo Antonio chiama le volontà a raccolta, le vuol vedere schierate dinanzi a lui senza nessun obiettivo precluso. Apre allo scudetto, sconvolgente come scoprire che il respiro ghiacciato di DiCaprio in Titanic è stato riciclato nella scena dell'incontro col pinguino di Fight Club. La tempistica dell'annuncio non è mica casuale, aspettava questa sfida all'Inter per testare i suoi ragazzi. L'esercito che ha forgiato col suo metodo, che ha coccolato, rimproverato, custodito con la cura delle cose che hanno bisogno del tempo per dare i frutti sperati. A chiedergli un ultimo sforzo di volontà. Credere è l'atto di volontà più sconvolgente conosciuto in natura. È quello che dicevamo anche noi. Ed è esattamente quello che dicevamo quello che lui. dicevamo. Lui lo dice con delle parole spaventosamente belle ed è per questo il motivo che ve l'ho voluto riportare, ma è esattamente quello che dicevamo noi. Lui sta portando sempre di più acqua al suo mulino per arrivare a un risultato che potrebbe arrivare. Come non potrebbe, ma l'importante è vedere la squadra che risponde a quello provarci, che e provarci quello e che lui dare chiede. tutto.